pensiero del giorno, mercoledì 2 aprile. Vivere l'attimo presente. Un'esperienza che aiuta molto è quella di immergersi nella volontà di Dio nel momento presente, per fare proprio questo. In tempi così frastornati, dove c'è tanto rumore, macchine, tecnologia, per essere veramente in Dio è importante, anche in mezzo a tante cose, immergersi nella sua volontà. Vedremmo il mondo cambiare, tutti tenderebbero alla santità, i problemi si risolverebbero uno dopo l'altro in tutti gli ambienti umani. Regnerebbero la pace, la felicità, la salute, anche fisica. La terra sarebbe un paradiso. Chiara Lubich, Tornare al presente, editrice Città Nuova. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.